Assurda e irragionevole per Musumeci è la scelta di Conte di relegare la Sicilia nella zona arancione ed esplode la rabbia con una protesta che ci sta tutta se non arriva una spiegazione scientifica. Quello che si voleva è un'intesa con la regione che invece non c'è stata. Se il governatore della Sicilia si dice amareggiato, la satira va oltre. E per qualcuno ci sarebbe anche il 22° parametro, cioè quello delle amicizie tra governo di Roma e regioni. Senza una legittima giustificazione dei provvedimenti presi, rimane il dubbio che qualcosa non abbia funzionato se alla Campania, con 55.000 positivi rispetto ai 18.000 della Sicilia, viene riservato un trattamento completamente opposto. E c'è pure il Lazio che fa discutere, con i suoi 2.317 positivi di ieri rispetto ai 1.100 siciliani. Eppure anche il Lazio l'ha scampata. E allora bisogna fare chiarezza o rivedere tutto. A fare la voce grossa è anche il presidente dell'Ars Miccichè. Non lo voglio neanche pensare, dice che Lazio e Campania siano state classificate regioni gialle perché dello stesso colore politico della maggioranza che sostiene il governo. Miccichè chiede a Conte di tornare in TV per spiegare perché le regioni più colpite dal Covid sono quelle meno colpite dalle decisioni del governo. Una bufera politica in atto che non può essere lasciata senza risposte. È chiaro che a tutti interessi la tutela della salute, ma che ci sia qualcosa legata alla difficoltà di cure in Sicilia potrebbe essere a questo punto l'unica giustificazione. E qui subentra la responsabilità di chi dal mese di marzo si è limitato alle parole e alle promesse di creare strutture idonee, promesse ovviamente inutili.